Una grande artista, Anna Calemme, eccola qui, che soprattutto è sempre vicina alle donne. Lei ha scritto un testo meraviglioso dedicato alle donne, alla violenza sulle donne, che non è soltanto un giorno in cui ricordiamo le donne, ma è sempre. Allora, i tuoi progetti, i nuovi progetti, perché mi hai parlato di questi progetti importanti, ma voi, anche il nostro pubblico che ci segue, vuole sapere di questa tua innovazione. Benissimo, innanzitutto buonasera a tutti, è sempre un piacere essere qui in questo programma veramente speciale. Dunque, il progetto si intitola Tao, tutto bianco, tutto sporco. Praticamente è un mediometraggio Sì. voluto fortemente dalla dottoressa Maria Grazia Siciliano dell'associazione Liberas, con la regia di James Lamotta. Beh, io ne ho curato le musiche e anche la sigla finale di questo mediometraggio. Di cosa parla questo? Questo mediometraggio parla della genitorialità. Praticamente è il grande problema che c'è tra figli e genitori, soprattutto in una condizione particolare come quella del carcere. Benissimo, il titolo, vuoi sapere del mio pezzo? Il titolo è L'invasore. 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 Ma perché? Perché? Perché l'invasore? L'invasore chi è? L'invasore è il male. L'invasore è colui che in giacca e cravatta